particolare sono gessi, ceneri, piuttosto che materie prime e seconde. Presidente Testa, oggi un sopralluogo alla centrale A2A, quali impressioni ne ha ricavato? Questa centrale sono stati fatti investimenti importanti anche negli ultimi anni allo scopo di ridurre al minimo l'impatto ambientale, soprattutto le emissioni, è dotata di sistemi di abbattimento di tutti i principali inquinanti, quindi ha raggiunto una situazione di relativa sicurezza, diciamo. Ecco. Oggi la riunione del comitato, la prima, qual è l'obiettivo del comitato che intende individuare un'ipotesi di riconversione? Ecco. Dunque, la strategia nazionale indica una data 2025, cioè quindi domani dal punto di vista energetico, in cui devono cessare le attività di produzione di energia elettrica con il carbone, no? E quindi occorre pensare a quest'area, che è un'area importante per Monfalcone, c'è una banchina portuale, insomma è un sito produttivo importante, che cosa si può fare, no? Che ovviamente bisogna prevedere delle attività di smantellamento da una parte degli impianti esistenti, dall'altra vedere se ci sono investitori che propongono delle soluzioni che siano anche compatibili con il territorio circostante, con i desideri della popolazione, con gli interessi di questa area. Questa è un'area che può svolgere servizi anche oltre il comune, insomma un po' per tutta la regione. Adesso cosa, come e quando, onestamente, primo giorno che ci vediamo ne parleremo. Presidente, comunque è il solito ragionamento che si fa su occupazione e ambiente, ecco, dall'alto della sua esperienza. Sì, onestamente esistono anche altre attività che potrebbero essere localizzate qui con livelli occupazionali importanti, no? Quindi questo non lo vedo come un grande problema. Il problema principale è trovare degli investitori che arrivino con delle buone idee. Gianni Silvestrini di Legambiente, componente della commissione istituita dalla Regione per la riconversione della centrale A2A. Oggi il sopralluogo, quale impressione ne ha ricavato? Siamo di fronte a una tecnologia complessa e anche una tecnologia che è destinata in qualche modo a scomparire. Noi nel nostro paese entro il 2025 le centrali a carbone sono destinate a uscire dalla scena energetica per fare spazio a tutta una serie di nuove tecnologie, sia convenzionali sia soprattutto sul lato delle fonti rinnovabili. Naturalmente qui è un sito che è prezioso, si tratta di capire quali evoluzioni future potrà avere e bisogna capire che cosa ha in testa A2A, perché la proprietà è A2A. In alcuni casi a livello internazionale si sono fatti dei bandi di gara internazionali, concorsi di idee proprio perché per capire quale futuro può avere. Qui in realtà ci sono già degli elementi come le banchine, i tralicci di Terna che configurano possibili futuri. Noi siamo all'inizio di un percorso di valutazione, quindi il percorso all'interno della centrale ci ha fatto capire che cosa c'è adesso, la discussione che si aprirà con la controparte e poi con la regione potrà far capire qual è il modo più intelligente per valorizzare un sito tenendo conto di tutti gli elementi ambientali, sociali, in modo da riuscire a garantire un futuro che sia agganciato a quelle che sono le tendenze che ci configurano la strategia energetica nazionale, l'accordo mondiale sul clima. La sfida è proprio quella, occupazione e salvaguardia dell'ambiente. È una sfida che si può vincere. Assolutamente sì. Teniamo conto che i scenari futuri, per esempio per quanto riguarda le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, che in questo caso è più relativa se parliamo di questo insediamento, ma comunque delineano percorsi che anche la mobilità elettrica delineano percorsi che dal punto di vista occupazionale sono estremamente interessanti. È lì il futuro, quindi si tratta di capire in che modo riuscire a valorizzare tenendo conto di queste variabili, che sono quelle appunto che delineano futuri possibili ambientalmente più interessanti.